70, celebre galleria d'arte. Gabriele D'Annunzio qui scrisse i versi della celebre canzone Avuchella. Matilde Serao fondò qui Il Mattino e tanti altri. Il caffè rimane sempre una tappa obbligatoria per qualsiasi visita della città. Nessuno rinuncia ad una sosta al Gran Caffè Gambrinus, una vera eccellenza. I fratelli Sergio sono riusciti a riportare il Gambrinus al primo posto tra i locali napoletani con il suo caffè espresso e i dolci tipici napoletani. Premio Eccellenze del Sud 2017 come locale storico al Gran Caffè Gambrinus. Premiazione sempre di Sciara. Eccola qua Sciara con Il Vento del Sud, non poteva mancare. Ritira il premio Massimiliano Rosati insieme al cugino Michele Sergio. Alessandro, hai mai preso un caffè al Gambrinus? Devo raccontarvi questa piccola storiella. Io vengo da una famiglia di pasticceri, di persone che hanno sempre gestito attività commerciali legate al bar pasticceria a Taranto. Io sono di Taranto e quindi capisco la bellezza, il senso di piacevolezza che ti può dare stare in un locale che è accogliente, che è avvolgente e che però produce in proprio assolutamente qualità ed eccellenza, come è nel nome del premio. Però mi chiedo, no? In un mondo che va avanti in maniera sempre più frenetica ormai, dove le nuove piazze a volte purtroppo vengono considerate i centri commerciali, no? Come si può ripristinare quell'atmosfera coinvolgente anche di interscambio di idee e di cultura come sono stati i caffè letterari? Ma io, buonasera a tutti, tanto per cominciare. Volevo ringraziare Sciara e Salvatore, che trovo due persone eccezionali, i quali ci hanno onorato di questo premio. E in effetti la domanda è pertinente, come direbbe Totò, perché alla fine oggi abbiamo un cambio totale, un cambio epocale di tantissime cose e certo mantenere un locale storico diventa quasi una sfida per il futuro, però io credo che con il lavoro e con la passione si può andare lontano, quindi fondamentalmente io, mio cugino e tutta la nostra famiglia, perché siamo un'azienda a conduzione familiare, tutti i giorni non facciamo altro che una sola cosa: lavorare, e penso che con il lavoro e con l'impegno si possa andare lontano. Grazie a tutti. E vi assicuro che loro, Alessandro, ancora riescono a mantenere questa bomboniera nel cuore di Napoli. Sono vicino al San Carlo, in una piazza bellissima, e riescono ancora a creare tanti eventi culturali belli proprio come questi, quindi un premio davvero meritatissimo. Voi siete quale Grazie. Generazione? Siamo la terza generazione. Terza generazione a gestire il Gambrinus. E qual è l'insegnamento principale dei vostri predecessori? Viene sempre prima il Gambrinus, vengono i clienti e la qualità. Quindi il cliente ha sempre ragione anche quando esagera? Il cliente ha sempre ragione. Va bene, a volte invece siete proprio bravi voi, perché non sempre il cliente ha ragione, a volte anche nelle pretese, nei modi eccetera. Va bene, tanti complimenti, tanti Ragazzi, complimenti, grazie. Vi accompagniamo con il nostro saluto. Saluti a papà, i due fratelli sono il papà tuo, sì, è il suo. Tanti saluti. Ale, cambi foglio, guarda.